Una task force, polizia locale, forze dell'ordine, polizia provinciale per combattere con decisione il fenomeno dei venditori abusivi, la vendita sulle spiagge di merce contraffatta, massaggi non autorizzati, disturbo continuo e insistenza a vendere collanine, braccialetti e altro. Lo chiedono i primi cittadini del litorale veneziano al presidente della provincia Francesca Zaccariotto. Non si può più accettare che sia solo ed esclusivamente sulle spiagge, non si può accettare che durante la mattina i turisti e durante il pomeriggio siano disturbati, ma si inizia adesso anche con il notturno. Un turista che oggi si siede su uno sdraio, finalmente vorrebbe rilassarsi, eccetera, viene disturbato ogni 50 secondi, un minuto da un venditore ambulante abusivo. Sulla spiaggia di Jesolo pochi ombrelloni aperti, pochi turisti, ma un'infinità di venditori abusivi da tutto il mondo. Di solito fuggono alla vista delle telecamere, ma un ragazzo senegalese di 32 anni ci racconta la sua storia. Arriva ogni giorno da Padova, insegnava matematica, continua a dare ripetizione agli studenti. Lo chiamano professor Pitagora, per sopravvivere fa l'abusivo. Noi non abbiamo lavoro, cosa facciamo? Dobbiamo vendere qualcosa al mare almeno. Per i turisti non dicono no, noi siamo in spiaggia, se qualcuno vuole comprare viene in spiaggia a comprare. Ombrelli no. Perché ci sono buttafuori dentro. Volevo lavorare io, volevo trovare un lavoro tosto, questo lavoro vergogna, fate cose, loro ci trattano male come schiavi, ci mandano via, Noi tutti vogliamo tornare dietro in Africa, perché qua non c'è lavoro, c'è la crisi, noi tutti sentiamo la crisi, si sente molto. Le gente sono più tirchi e sono più cattivi.